Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, nuovi ospiti, ma anche ospiti che ormai sono di casa qua al Museo del Calcio Ciano di Noddonia e ospiti che hanno portato delle maglie storiche e bellissime. Abbiamo qua il padrone di casa Nino Oddonia, accanto a Nino Oddonia abbiamo il forte stopper Maurizio Miranda, l'altro forte stopper Romolo Rossi. Troppi stopper stanotte. Troppi stopper. Dobbiamo eliminarlo. Qua abbiamo Salvatore Di Fresco, centrocampista, Sì. e Gaetano Beninato, Sì. giusto? Centrocampista. Centrocampista. Qua c'è un pezzo di storia della CER Messina, mentre il signor Di Fresco ha giocato. Io ho giocato anche nel Palermo e poi ho fatto anche il collaboratore di Luisi nel Messina. Quindi qua c'è pezzi di storia del Messina, che oggi il Messina ha un appuntamento, diciamo, con la storia, perché salvarsi è sempre Hai importante. giocato pure nel Pro Barcellona? Sì, pure, nel Barcellona Nel che era con Barcellona. Giovanni Rodilosso. Sì, sì. Nino, Cosa devo dire? A me su casa, a sti grandi uomini, pezzo rosso per davvero, come posso dire. Io me lo sto per giocare, perciò me la sto giocando. Ma tu sei scarso, dai, io rompo, vai. Possiamo fare la difesa a 3. A te, a te, Possiamo fare la difesa a 3. Sì. Centrocampo a due, Passeria. qua gli amici Nino, guarda che maglie che hanno portato, veramente maglie. Mi chiedono una stanza. Licata, Palermo, Taormina, Messina, Memoria al Turin Massimino. Poi che abbiamo ancora? Questa qua è Taormina, Licata, giusto? Licata, Taormina. Mentre questi l'ha portato Maurizio Miranda, Cefalù. la famosa Cefaledium, Cefalù, Miranda, a CER Messina. Cose belle per vedere. E non finisce qua perché abbiamo l'altro tavolo che è anche pieno. Abbiamo una maglietta, questa per me molto cara, storica, dell'anno della promozione in Serie B del Messina di Aliotta. Poi Maurizio hai portato qua una tuta di allenamento del Messina. Me l'ha consegnato la buonanima di Ciccio Currò. E come Mito. E come è rubato? Ai tempi me l'ha regalata lui. Non è possibile, non ci credo. Vado al cimitero e ce l'ho da parlare. Credeteci che Non è possibile. mi viziava tanto, credetemi che mi Ma cosa da viziava. pazzi? A mia ma manco un pedalino. Ciccio mandare un Currò la pezzettino. buonanima mi viziava, devo dire la verità. Romolo, devo essere sincero, ce l'ho pure io, me l'ha regalato. Dai, quando allora. Mi viziava, mi viziava. Ce l'ho ben No, conservata, ma a parte la denuncia, a parte la denuncia. Ci devi non fare era raccontare difficile quando è che entrato vedesse Maurizio qualcosa, Miranda negli però- spogliatoi dell'arbitro, che si voleva rubare tutta la frutta che lui gli comprava agli arbitri. Fatelo raccontare. Hai avuto un languorino. Ma c'era una tavola piena di frutta, ho detto è impossibile che l'arbitro e i segnalini si mangiano tutta questa frutta. Infatti gli dicevo, Ciccio, posso entrare? No, prima gli arbitri e poi tu. E se si mangiano tutto, dice, ma guarda che tavolo che c'è. Onestamente lasciavano tutto, appena uscivano loro, io a fine partita mi sedevo là e mi mangiavo tutta la frutta che c'era dentro. Ancora c'è un'ananas dell'87. Tutta. Bei aneddoti. Belle cose. Signor De Fresco, lei che è ospite nuovo al museo, Nuovo. quindi vuol fare un pochino la sua carriera? Intanto ringrazio Dona per avermi invitato. In effetti è una bellissima, una grande cosa che ha fatto. Non ti nascondo che sono anche emozionato a vedere tutte queste maglie a rappresentare la nostra Sicilia. Niente, la mia carriera, prima da calciatore ho giocato in varie squadre di Serie D, ho fatto anche la C. Poi come allenatore sono stato un anno a Messina, ho allenato l'Iglesias in Sardegna e poi per 22 anni sono stato nel settore giovanile del Palermo. Poi, naturalmente, dispiacendo tantissimo che il Palermo poi ci fu quell'occasione del fallimento e quindi la nuova società poi ha deciso di cambiare e quindi diciamo io sto facendo un altro tipo di mansione a livello calcistico. Però sempre nel mondo del Sì, calcio. sì, ormai chi ha fatto questo per la vita, diciamo, il calcio è stato sempre la nostra vita, quindi moriremo anche in mezzo al pallone, va? E oggi state andando a Messina, siete passati a San Piernicete e vi ringraziamo per questa
visita e con Maurizio siete qua per vedere il Messina, giusto Maurizio? Il Sì, Messina è rimasto allora- nel sangue Allora, a sempre. parte che già l'abbiamo visto con Gaetano e gli altri amici, l'abbiamo visto durante il campionato, ma siamo venuti proprio per questo evento che per me è un evento importante non solo a livello sportivo, ma anche a livello di città di Messina, perché avere una squadra in Serie C è sempre un obiettivo da poter sempre migliorare. Con la retrocessione si cambia un po' tutto, per cui è una giornata che oggi dobbiamo festeggiare questa salvezza che speriamo arriva al più presto e poi speriamo negli anni dopo che non si commettono gli errori che si sono fatti in questi anni. Romolo, Ehi là! ti vedrei bene il capo. Io ti vedrei bene il capo in una partita del genere. Questi delinquenti, io dico che c'è una certa età, ma tu lo lasci a Ma bere, no, io a Romolo deve casa essere ero sotto le coinvolto, coperte, no. con sto fritto, st'acqua, io so pieno d'artrosi, Io- mi vanno portare in giro, mi vanno l'unione portare. fa la Non è forza, possibile, no. non, Oggi è dobbiamo essere non tutti gliela uniti. faccio, non gliela sali le scale del San Filippo là, E non ti preoccupare, ti porto io sulle spalle, dai. Invece queste sono le partite di Romolo, penso. Questa sarebbe sono stata... partite di tutti, Sono partite di chiunque chi tiene gioca al veramente la calcio maglia. o fa sport, queste sono le partite che vorrebbe vivere tutti i giorni. Quindi io l'unica cosa che posso dire a questi ragazzi, siete fortunati a vivere queste partite. Diciamo sarete ancora più fortunati se non succede l'imponderabile. Però queste sono partite che vogliono giocare a tutti, ragazzi. certo, Peccato ci siamo capitati, era meglio non capitarci e a fare magari i playoff invece che i playout. Però dico, queste sono partite importantissime per la carriera di ogni giocatore. Qua si sono uomini. Chi uomo Che, batte un colpo, ragazzi. E che scagliaccio batte pure. più di uno, anzi, E che scagliaccio pure. Battiamo 2 o 3 colpi. Gaetano, Dimmi. pure tu sarai oggi allo stadio. Certo, per il Messina si fa di tutto, poi se vengono gli amici di Palermo pure siamo più contenti. Quindi Gaetano ha lasciato degli ottimi ricordi con gli amici che vengono sempre a trovarti, giusto? No, noi ci vediamo sempre, andiamo pure in vacanza insieme, quindi ci Dai, vediamo spesso. siete gay, siete Con Maurizio andiamo a Palermo, ci vediamo sempre, Cefalù, Palermo, ci Quindi vediamo spesso, Messina. il calcio è pure amicizia soprattutto. Certo. Principalmente amicizia. Una volta era così. A parte, ripeto, loro che siamo stati un po' insieme, Romolo che l'ho conosciuto anche quando giocavo, faceva il telecronista, era un po' quello che martellava e lo faceva nel modo giusto. Ma a Messina ho anche tanti amici, per cui ancora quelli dei club si ricordano di me, per cui stavo sempre in mezzo a loro, per cui l'amicizia continua sempre, è una cosa che non si ferma mai. Perché chi semina raccoglie, chi lascia bei ricordi. Quindi, Nino, facciamo andare gli amici che devono fare strada, che oggi è una Sì, giornata. sì. Eppure io ci dobbiamo preparare per questa partita, quindi. Tu fai la cronaca, poi ci ha messo. No, andiamo là, tifiamo. Ho sentito la cronaca che hai fatto tu ieri sera. Ah, La diretta. la diretta, sì. Mimmo me l'ha mandata. Comunque dai, speriamo che riempiamo un po' questo stadio. Si che è parla molto- di molto 3-4 mila. grande, Sì, molto sì. grande ed esagerato per una città come Messina, Sì. però speriamo di farne il più possibile. Una cosa, fosse stata a Celesti, io penso ci sarebbe stata Ah, storia. Celesti ci No, sarebbe- ci sarebbe stata storia. Io sono convinto che molta gente sarebbe venuta solo per vedere Al il Celeste. Celeste il primo abbonamento me lo faccio io, quando giocheranno torneranno a Celeste. Il No. primo abbonamento me lo faccio io, in qualsiasi parte del campo. Tanto In là è qualsiasi tutto categoria. bene. Sì, in qualsiasi categoria, bravo. Abbonamento qualsiasi numero 1, Romolo Rossi. Sì, immediatamente. Allora, quello è il mio Per campo. concludere, forza Messina. Messina. Grazie. Grazie Romolo, grazie Ciao. Maurizio, grazie Ciao, Nino grazie a voi. Donia, grazie Salvatore Di Fresco e grazie Gaetano Grazie a Beni voi. Nato. Giovanni Rodolosso, lo dite. Giovanni è nascosto. Ah, Giovanni. Giovannino Camuglia, Giovanni Roderosso e Giovannino. l'amico in fondo. E salutiamo anche il nostro amico Mimmo Previ. Nido sempre. Salutiamo bello sempre a Ciao Mimmo. Mimmo. Ciao. Hai visto Pelé?